Com'è andata la settimana? Bene? Ok? Tutto bene? Ok? Così stiamo qua per ringraziare Dio, no? Lodare, offrire questo culto a Lui, vivere la Sua parola, vivere questa intimità con Lui. E quando stiamo insieme è un sogno, un progetto di Dio che la Chiesa, o popolo possa radunarsi e adorare. Hoje sarà con noi o responsável de Porta Aperta in Itália, Filippo, e condividerà delle storie, delle esperienze sicuramente molto difficili ai nostri occhi, ma che è il senso di essere Chiesa. E la Chiesa è perseguitata, e questo per noi è una dimostrazione che la Chiesa è viva. Apriamo le nostre Bibbie, Giovanni capitolo 17. Eu vorrei condividere questo brano che noi conosciamo, ma che ci dà il senso dove siamo noi come Chiesa, come popolo. Giovanni 17, versetto 15. Dice così: non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché essi siano santificati nella verità. Quando leggiamo questo brano qua, percepiamo che dove la Chiesa deve essere presente? Nel mondo. E tante volte noi vogliamo stare sempre con noi, con i nostri cari, con i fratelli, e questo è prezioso per la crescita spirituale di ciascuno, ma non possiamo dimenticare, Dio, Gesù, ci ha inviato nel mondo. Siamo stati santificati con la parola del Signore, siamo stati inviati ao mondo. E è lì che noi dobbiamo fare questa grande differenza. Oggi parleremo di questo senso che o maligno è intorno a noi. E quando Jesus está dizendo preserva del maligno, tante volte nós pensamos que aquilo preserva de um combatimento muito forte. E é. Ma tante volte è per togliere questo animo di vivere predicando Cristo nel mondo. Quante volte o maligno viene nella nostra mente, nella nostra vita, per togliere quella gioia di parlare di Cristo. Perciò preserva del maligno, perché non tolga da noi questa gioia di predicare Cristo. Noi non possiamo entrare nel mondo della indifferenza cristiana, di un'apatia cristiana, perché o maligno vuole fare questo. E perciò tante volte noi perdiamo questa ricchezza, questa bellezza della parola del Signore e perdiamo o predicare Cristo nel mondo. Perciò che Gesù dice, preserva del maligno, perché loro non percano questa gioia. E che noi non perchiamo questa gioia di annunziare Cristo. Possiamo pregare? Questa settimana, come abbiamo detto qua, è stata buona. Hai predicato Cristo. Hai vissuto un'esperienza con Lui. Hai sentito lo Spirito Santo che ti ha guidato a una nuova storia con Cristo. Qual è stata la tua avventura spirituale questa settimana? Nosso Padre, stiamo iniziando un culto, è un'offerta a te. È la nostra vita davanti a te. È la nostra consacrazione a te. Stiamo iniziando un culto, Padre, perché vogliamo inserire qua i nostri cuori, la nostra mente, per vivere una adorazione a te, per vivere una esperienza di consacrazione a te. Vogliamo adorarti. Vogliamo offrire la nostra vita, la nostra storia. Vogliamo uscire, Padre, con trasformazioni tue. La tua grazia, il tuo amore, il tuo agire,
lo Spirito Santo si manifestando in mezzo a noi. Così sia, Padre, nel nome di Gesù. Questo culto è per te e la nostra consacrazione a te. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare e adorare il nostro Dio? È un cantico che noi conosciamo. Apri i nostri occhi. Nós vogliamo sentire questa presenza del Signore. Amen, Chiesa? Amen? Tutto ok? Ok, 3, 2, 1. Cantiamo, sogniamo e viviamo questa. Amen. Celebriamo questo Dio meraviglioso che ci ha dato un'altra settimana e noi siamo qui per ringraziare a Lui, lodare il suo nome insieme come Chiesa. Amen. Adesso tu hai l'opportunità di spostarti dal tuo posto, salutare, abbracciare, tanti sono arrivati dopo e quindi mentre noi cantiamo, iniziamo la prima parte del canto, puoi anche salutare il tuo fratello, salutare quelli che sono arrivati per la prima volta, siete benvenuti e celebriamo il nostro Signore. Santo, 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 voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo
Gesù, tu preghi per noi, i tuoi angeli hai mandato, da te noi prendiamo forza, la corona hai vinto tu, tu mi aiuti e mi difendi, mio Signore amico sei, e per grazia io respiro, adoro te. La grandezza tua proclamo e a tuo nome mi ginocchio, la paura è andata via, la corona hai vinto tu, la tua gloria riempie il tempio e potenza su di me, e per grazia io respiro, adoro te. Insieme, alleluia, sulla croce hai vinto tu per noi, alleluia, Gesù hai già vinto tu per noi. Tu da sempre intercedi perché il mondo sia salvato, non conosce la sconfitta, la corona hai vinto tu. Gesù, tu sei il Messia, la salvezza è solo in te, e per grazia io respiro, adoro te. Insieme, alleluia, sulla croce hai vinto tu per noi, alleluia, Gesù hai già vinto tu per noi. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Alla croce era compiuto e ti hanno seppellito, ma la morte non poteva trattenere i re dei re. Alleluia, sulla croce hai vinto tu per noi, alleluia, Gesù hai già vinto.
Hai vinto tu, Signor. Oh mio Signore, se guardo i cieli e stelle, se penso al mondo di opere delle tue mani, se odio il tuo, la voce tua possente, il tuo potere mi porta a meditare insieme tutti. L'anima mia, Signore, canta a te. Grande tu sei, grande tu sei. L'anima mia,
città del nostro Dio è luogo santo, la gioia della terra. Grande Signore è il Signore, noi abbiamo la vittoria e da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo, oh, oh, oh. Signore, noi vogliamo adorare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei re. Confidiamo in te, Signore. Grande è il Signore, Lui è Dio di ogni lode. La città del nostro Dio è luogo santo, la gioia della terra. Grande è il Signore, Lui abbiamo la vittoria. Da
do Signore. Tu sei Re, Signore. Sei quello che è nel controllo di tutte le cose. E noi lodiamo il tuo nome, Signore. E consegniamo le nostre vite al tuo altare. Riceve la nostra adorazione. Il Signore lavora il nostro cuore questa mattina. Che noi possiamo uscire di qui pieni della tua luce, della tua vita, Signore, della tua volontà, oh Padre. E che noi possiamo veramente questa settimana gioire, Signore, nella tua presenza. Condividere con te, Signore. Udire, Signore, della tua voce. Che noi possiamo fare tutte queste cose, Signore, anche insieme ai nostri fratelli. Lodiamo il tuo nome, Signore. Diamoci grazie. E adoriamo il tuo nome, Signore, perché tu sei Re delle nostre vite, oh Padre. Amen e amen. Potete sedere. Minha chiesa, oggi con noi qua Filippo, puoi venire qua Filippo. Filippo è un responsabile di Porta Aperta Italia e chi si ricorda un po' già della storia della nostra chiesa, sempre c'era con noi qua lì no Cavone, no? Che lui era un responsabile e veniva praticamente una volta all'anno qui e condivideva le esperienze o quello che si stava succedendo nella chiesa perseguitata nel mondo, no? Adesso ho conosciuto Filippo tramite telefono, no? Messaggi di WhatsApp e ci ha raccontato un po' che voleva venire qua a Treviso, ritornare questi incontri, no? Porte aperte lá da Chiesa Battista Agape. Così Filippo, la parola è tua. Okay. Io ho conosciuto lui oggi, okay? Perciò non posso neanche presentarlo. Mi presento brevemente. Sono Filippo, ho 37 anni, collaboro a tempo pieno per la missione Porte Aperte Italia, faccio parte della parte che visita le chiese, che presenta la missione nella nostra nazione. Ho conosciuto Dio ormai 11 anni fa e ha stravolto la mia vita e nello stesso tempo sono venuto in contatto con i cristiani perseguitati attraverso proprio Porte Aperte. Per me è stato una sfida personale, perché parlare di persecuzione è difficile, parlare di sofferenza è difficile, è un argomento biblico, ovviamente siamo spesso focalizzati sulla benedizione, sulla gioia, che fa parte degli attributi di Dio e quelli che condivide con noi, ma per volere divino la persecuzione e la sofferenza è uno strumento di cui Dio si usa per far crescere la sua Chiesa, per benedire la sua Chiesa e per portare anche gioia. Sì. Porte Aperte è nata 70 anni fa e con fratello Andrea, il suo nome era Anne van der Vie, adesso è alla presenza del nostro Dio e da 70 anni siamo ancora motivati dal fortificare, rafforzare il resto che sta per morire, la parte di Chiesa che si trova a sperimentare persecuzione, ostilità e violenza solo perché hanno deciso di seguire Gesù in contesti dove essere cristiano può costare la tua vita. Puoi perdere quello che hai, puoi perdere i tuoi figli, puoi perdere tua moglie, la tua eredità, la tua casa. Tutto quello che hai può essere perso perché hai deciso di abbandonare la tua fede, abbandonare l'Islam, abbandonare l'induismo. Apocalisse 3,2 è il versetto che ha spinto fratello Andrea a raggiungere i cristiani perseguitati, rafforza il resto che sta a perire. Portando Bibbie, milioni e milioni di Bibbie consegnate negli anni, ma non solo Bibbie, portare anche speranza. E la cosa principale che edifica i cristiani perseguitati è la presenza. Vedere fratelli e sorelle di nazionalità, lingue diverse che decidono di spendere magari 1 o 2 settimane della loro vita per andare e incontrare
parte del corpo di Cristo, per edificare, per stare insieme, per gioire, per pregare, per lodare Dio, ma anche per parlare e rispondere alle domande, porre domande e rispondere domande. Domande come: perché devo continuare a rischiare la mia vita? Questa è una domanda lecita per un cristiano. Perché devo rischiare la mia vita per seguire Cristo? Domanda che Saleh, che è un fratello yemenita, potrebbe chiedersi. Il suo nome è a conoscenza di tutti i terroristi in Yemen, della polizia, sanno dove vive, sanno chi è la sua famiglia, i suoi figli. La persecuzione sparirebbe se lui decidesse di non condividere più il Vangelo. Potrebbe rimanere a casa sua, nel sicuro, e non ci sarebbe più persecuzione. Ma Saleh dice: che razza di cristiani saremmo se non rischiassimo la vita affinché gli altri possano conoscere la vita? E noi come fondazione, come missione vogliamo portare vita, vogliamo portare il Vangelo, vogliamo rafforzare la Chiesa in contesti dove la Chiesa è messa a dura prova. Vogliamo applicare un versetto che è in Prima Corinzi 12, al versetto 25, che parla di corpo, affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura l'una delle altre. Quindi questo ci dà una direzione sul nostro compito. Non solo siamo parte del corpo, ma dobbiamo prenderci cura del corpo. E chi può prendersi cura della Chiesa se non la Chiesa stessa? Ovviamente noi chiediamo ai politici di prendere posizione per i cristiani perseguitati in determinate nazioni, però siamo anche consapevoli che Dio ci ha chiamato a sostenere il proprio corpo, ad essere parte ma anche sostegno. E Porte Aperte vuole continuare negli anni ad essere questo ponte fra, fatemela definire così, la Chiesa libera, la Chiesa occidentale, che stiamo beneficiando di una grazia. Io la vedo così. È una grazia che siamo nati in questo contesto, che possiamo adorare Dio liberamente in questo locale e vogliamo usare la nostra grazia per sostenere coloro che soffrono per Cristo. Come lo facciamo? Puoi mettere la seconda slide, grazie. Queste sono le 3 aree principali: il sostegno pratico e spirituale. La richiesta numero 1 dei cristiani perseguitati è la preghiera. Pregate per noi. E il nostro motivo principale è sostenere attraverso la preghiera, ma anche attraverso sostegni pratici, discepolato, aiutare i cristiani anche con microcrediti per avere un'entrata, per sostenere le proprie famiglie. La seconda area è il patrocinio, il contatto con i media, l'advocacy, quindi dare voce a chi non ha voce. E infine l'edificazione della Chiesa in Italia. Perché visitiamo chiese? Perché parlare di persecuzione molte volte ci aiuta a rimettere in sesto la nostra scala dei valori. Viviamo in un mondo accelerato, siamo sempre dietro a cose da fare e molte volte perdiamo la rotta. E vedere storie di cristiani che vedono solo la luce di Cristo perché si trovano nell'oscurità più totale ci incoraggia a continuare a seguire la luce di Cristo. Prossima slide, per favore. Ogni anno a maggio, quindi fra meno di un mese, ci troviamo a Bellaria, a Rimini, per il nostro convegno. Quest'anno è il 41esimo anno che avremo il nostro convegno interdenominazionale, dove abbiamo l'opportunità di incontrare cristiani perseguitati, ascoltare le loro storie. Quest'anno avremo come ospiti Nari, che è una sorella che viene dalla Corea del Nord, che ci racconterà la sua storia, e Javad, che è un fratello che viene dall'Afghanistan. E questa è un'occasione per conoscerli, parlare con loro, ma anche entrare in contatto con la missione, perché siamo consapevoli che c'è bisogno di operai che collaborano, che vanno, ma che sostengono, che mandano anche dall'Italia. Adesso vi darò un po' di dati
per quantificare la persecuzione quest'anno. Prossima, grazie. Ogni anno stiliamo questo report che ci dà delle cifre sulla persecuzione. Purtroppo la persecuzione negli anni è in crescita. Questo è l'anno dove abbiamo riscontrato che la persecuzione non è mai stata così alta e così intensa. 388 milioni di cristiani soffrono violenze, ostilità e persecuzione a causa della loro identificazione in Cristo. Questo vuol dire un cristiano su 7. Abbiamo al primo posto, ormai stabile da 24 anni, la Corea del Nord, sempre lì, a parte il 2022 che è stata sostituita dall'Afghanistan per un solo anno, seguito dalla Somalia, lo Yemen, il Sudan e l'Eritrea. Questa è una mappa di cifre, ma è anche una mappa di preghiera. Ne ho portate alcune con me, se volete potete prenderle. Possono essere usate anche per pregare individualmente per queste nazioni. Non solo è una mappa di preghiera, ma ci mostra dove i cristiani sono perseguitati, ma ci mostra anche dove è presente la Chiesa. Le nazioni che vedete colorate in rosso e in arancione, la Chiesa, nonostante la persecuzione, è in crescita. La Chiesa aumenta. In queste nazioni ci sono credenti che condividono l'Evangelo e ci sono chiese. Oggi vorrei parlarvi di 2 nazioni. La prima è la Siria. In Siria ci sono cristiani che nonostante la persecuzione rimangono fedeli a Dio. La Siria si trova al 6° posto della nostra mappa e dal 2024, con la caduta del regime di Assad, diversi gruppi estremisti militanti islamici si dividono il paese. In questo momento di instabilità nazionale, ovviamente le minoranze sono quelle più attaccate, dove non c'è un controllo statale. Minoranze fra cui i cristiani. Immaginate di venire in chiesa una domenica nel vostro posto sicuro e venite attaccati. Questo è quello che è successo a giugno del 2025 a Damasco e ora vedremo un breve video. Se vuoi puoi mandarlo anche così, tanto è sottotitolato se non hai l'audio. هلا نحن ب 22/6 الساعة 6 المساء كنا يعني رايحين على الكنيسة بقصد ترفع منصور البشارة. طلعت هيك لقيت زوجي واندفش الباب وتم الاعتداء علينا من قبل إرهابي. شلون صارت الكنيسة دم أحمر وهيك فاتوا يعني من جهة وطلعوا من جهة
شوي بتيجي مرة جريس تعطيني بنتي الثانية الصغيرة، صرت نادي على باقي ولادي، قول يا رب بس لاقي بعد واحد. يعني كثير حسينا بإيمان وخوف بنفس الوقت، يعني ما فينا ننكر يعني إن الله ما راح يتخلى عنا، وبنطلب من جميع العالم إنه هي تشعر بما يشعر به المسيحيين هون، ويضلوا يصلونا لحتى نثبت بالإيمان وبالقوة. Grazie. Dal 2011 in Siria è iniziata la guerra civile e si stima che l'1,2 milioni di cristiani presenti in questa nazione, la maggior parte ha lasciato la Siria. Dalle nostre stime oggi in Siria ci sono ancora 300.000 cristiani che, nonostante il rischio degli attacchi, delle violenze, continuano a servire Dio, continuano ad essere presenti in chiesa. Quello, puoi mettere la numero 6 se non sbaglio, ecco, grazie. Quello che succede, e abbiamo riscontrato spesso, è che vengono fatte delle scritte sulle chiese che continuano ad alimentare questo clima di paura. Il 6 novembre 2025 su una chiesa di Damasco hanno scritto: per volontà di Dio non rimarrà più nessun politeista in Siria. Il nostro incontro è vicino, maiali della croce. Quindi purtroppo questo clima porta i cristiani a sperimentare la paura di continuare a far parte della chiesa locale. Ma in questo contesto la chiesa non si arrende. Un responsabile di chiesa siriano dice: Gesù non ci ha mai detto che saremmo stati la maggioranza, ma che dobbiamo essere il sale per dare sapore a questa nazione e ricostruire. La seconda storia che vorrei condividere con voi oggi parla sempre di chiesa che rimane salda nella tempesta. Facciamo un salto, spostiamoci in Africa, il continente dove la chiesa è in aumento, ma così anche la persecuzione, e siamo nella Repubblica Democratica del Congo. Gennaio 2023, puoi mettere anche l'immagine dopo, grazie. Giornata di festa, si celebrano circa 70 battesimi e viene fatto esplodere un ordigno da una forza armata che è connessa allo Stato islamico. Quel giorno ci saranno 70 feriti e 15 persone morte. Un clima di paura, ma nonostante ciò la chiesa di Kasindi la settimana dopo si ritrova nella chiesa e cantano a Dio, non con la stessa gioia, ma dicono: Signore, se tu hai permesso questo attacco, vuol dire che noi saremo fortificati, saremo più forti. Facciamo un salto e andiamo a gennaio 2024, un anno dopo, e la chiesa di Kasindi decide di celebrare pubblicamente la fedeltà di Dio. Anche se il nemico voleva distruggere la testimonianza, la chiesa a Kasindi, la chiesa è presente ed è viva. Hanno festeggiato attraverso canti, hanno incaricato nuovi responsabili di chiesa per prendersi cura delle persone nella chiesa, nuovi battesimi, e la chiesa è aumentata, è passata da circa 900 membri a 1.200, nonostante la sofferenza. Ancora altri hanno deciso di seguire Cristo. Cosa è successo in quest'anno?
ci siamo presi cura dei credenti, soprattutto perché quando vieni attaccato dai tuoi vicini è difficile perdonare. È difficile perdonare. Li abbiamo aiutati proprio a mettere in pratica il perdono, che è qualcosa di sovrannaturale, perdonare i propri nemici. E Yassir Eric è un fratello che viene dal Sudan, ne è l'esempio. Yassir era un persecutore che un giorno ha conosciuto la grazia di Gesù ed è diventato cristiano. E un giorno si è presentato in una meeting, a un incontro cristiano, dicendo: io sono il nemico per cui Cristo vi ha chiesto di pregare. Oggi vi ringrazio per questa possibilità di condividere storie di cristiani perseguitati, ma vi chiedo di pregare per loro, ma pregare con loro come un corpo. Cosa possiamo fare? Ovviamente sono tante le cose che possiamo fare, pregare prima di tutto. In particolare nell'Africa, Africa subsahariana, abbiamo una petizione da firmare. Vogliamo raggiungere 1 milione di firme entro ottobre per presentare queste firme ai politici in queste nazioni per prendere posizioni per i cristiani che molte volte vengono attaccati da questi gruppi in contesti sociali difficili di per sé, ma i cristiani sono doppiamente vulnerabili. Quindi se volete, ho portato qui dei fogli per firmare la petizione, e se volete anche sostenere la missione ci sono svariati modi per rimanere in contatto attraverso il magazine che è gratuito, oppure anche attraverso i libri che sostengono i nostri progetti. Vi ringrazio, vi chiedo di continuare a pregare per la Siria e per il popolo in Africa. A Dio sia la lode. Quando abbiamo iniziato il culto abbiamo fatto la domanda: come è andata la settimana? Bene, no? I nostri fratelli? Preghiamo. Nostro Padre, veramente è una grande sfida, ma veramente vediamo che questa è una promessa tua, la persecuzione. Quello che vogliamo pregare, oh Padre, che i nostri fratelli che stanno soffrendo possano sapere resistere per un amore a causa, un messaggio, la persona, Cristo, Dio Padre, lo Spirito Santo. E che noi, oh Padre, sappiamo sostenere in preghiera, sostenere anche economicamente e anche in presenza, a consolare, a fortificare e stare assieme in questa realtà che per i nostri occhi è molto difficile di vedere. Ma grazie, Padre, perché tu ci sei e tu stai preparando delle cose grandi. Nel nome di Gesù, benedici questa organizzazione, oh Padre, e che i tuoi piani, i tuoi progetti possano adempirsi tramite queste persone. Così sia, Padre. Amen, Signore. Dio benedica. Okay. Amém, Chiesa? Siete pronti a soffrire per Cristo? Amém? Ok. Questo amém é pericoloso, mas é vero. E é interessante, Filippo, eu penso que dá circa 6 meses que tu mi hai chiesto di venire qua, no? Eu penso che, non mi ricordo, fine anno, inizio d'anno, eu ho detto a lui: aspetta che in questo periodo no. E nella coincidenza di Dio, la predica di oggi è collegata, noi stiamo facendo una continuazione di Filippi, del libro a lettera ai Filippesi, e oggi stiamo arrivando ad un comportamento degno del Vangelo. E questo comportamento degno del Vangelo è o soffrire per Cristo. Andiamo a Filippesi capítulo 1. Hoje nós stiamo con 2 messaggi, já avete sentito il primo, no? Adesso la seconda predica. E che tante chiese, anche nella chiesa perseguitata, já ho visto de 2 messaggi durante un culto, no? Nós viviamo molto confortevoli qua, no? Ossia, quanto è prezioso vivere questa ricchezza di imparare anche con la sofferenza. E deve fare parte della nostra storia. Filippesi 1, 27 e 30. Soltanto comportatevi in un modo degno del Vangelo,
di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in un stesso spirito. Che cosa dice dopo? Combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Per nulla spaventati dall'avversario. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, per voi di salvezza. E ciò da parte di Dio, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di la grazia non solo di credere in Lui, ma di anche soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Nosso Padre, vogliamo camminare e parlare di quello che è tuo e che lo Spirito Santo, Padre, possa toccare nel nostro cuore, nella nostra vita e parlare quello che è tuo, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Quello che vogliamo continuare in questa storia di Filippesi è ricordare la differenza di essere chiesa, un popolo, ossia la camminata di un modo degno del Vangelo. Abbiamo visto in questa lettera che Paolo sta dimostrando che nella Chiesa deve avere dei principi che sono completamente diversi di una realtà di un mondo, della realtà di una società, realtà di un'associazione. La Chiesa deve abbondare o stile di vita di un cristiano. Perciò che Paolo inizia questa lettera con quello famoso testo che ho già detto a voi diverse volte qua, si presenta come un... Se siete dimenticati, ricordiamo. Paulo si presenta in questa lettera come un, potete dire alta voce, servo, não apóstolo. Io, Paulo, servo, ou se está ensinando alla Chiesa che noi siamo servi, ou la Chiesa che deve abbondare in amore, deve apprezzare le cose migliori, deve contribuire per la crescita del Vangelo, di avere un parlare che possa edificare le persone e significare la importanza delle catene del Vangelo. Ossia, è questa Chiesa viva, è questa Chiesa che noi dobbiamo imparare a conoscere di essere la Chiesa. Perciò Paolo adesso comincia a parlare in questo modo, in questa parte finale del capitolo 1, stiamo finendo oggi il capitolo 1, comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. E questo comportamento, modo degno, è descritto di Paolo in questo brano. Eu non parlerò qua del senso morale, ossia o cristiano che non deve dire parolaccia, un cristiano che non deve mentire, dire qualsiasi bugia, un cristiano che non deve ingannare, un cristiano che non deve avere debito. Per favore, e questo non si deve neanche entrare nella casa di un cristiano. Non sto parlando di questo. Eu estou parlando adesso qua di un comportamento degno do Evangelho che è molto più alto di questo. Perché se un cristiano vive con le bugie, con l'ingano, con le cose che, per favore, che neanche nel mondo si conviene, convertiti, no? Ossia, che possa avere una trasformazione di vita e di conversione. Perciò o degno do Evangelho della Chiesa è completamente diverso di questo. Ossia, la mia vita degna è dimostrare il significato di una camminata con Cristo, che è quello che Cristo ci ha insegnato. Perciò, come abbiamo sentito qua, una Chiesa degna, un comportamento degno di Evangelho è quello che perdona. Ossia, perdonare i nostri nemici, perdonare le persone che ci hanno fatto male. La Chiesa deve imparare a perdonare. Noi conosciamo tanti fratelli che hanno un elenco di amarezza nel cuore, un libro di colore nero pieno di amarezza, e non hanno scoperto ancora che o modo degno do Evangelho è soffrire o dano e perdonare, é servir, é amar inimici, é morire per una causa que hoje per o mundo é um escândalo, é viver la giustizia di Dio, non la giustizia umana, quella famosa frase, questo non è giusto. Questo non è una parola di un cristiano. Eu estou scoprendo la giustizia di Dio, che è completamente diversa dalla mia giustizia. Imparare a vivere con la mentalità di Cristo e a cercare le cose dell'alto. Ossia, è questo degno di Evangelho che noi dobbiamo cominciare a camminare questa mattina, e qua che io vorrei trattenermi adesso nel primo punto. Il primo punto che Paolo dice è così: fermi nello stesso spirito. Perciò il testo dice: io vorrei sentire di voi che state fermi in un stesso spirito.
Mi piace molto quando Paulo inizia questa parte del Vangelo dicendo che quando eu estou presente ou quando eu estou lontano, eu vorrei sentire che voi state camminando ou sentire da voi che siete fermi nello stesso spirito. Chi di voi ha qua 2 o 3 figli? Penso che qualcuno ha qua 2 o 3 figli, no? Sembra che quando i genitori sono a casa, i figli si comportano bene, no? Quando i genitori escono di casa, sembra che c'è una confusione con i figli che cominciano a litigare tra di loro, né? Sembra que é così, no? E é interessante, Paulo está dizendo, Chiesa di Filippi, quando eu sarò presente com voi, eu vorrei vedervi com questo comportamento. Mas quando eu sarò assente di voi, eu vorrei che il vostro comportamento sia perfetto, che sia unico. E è questo modo che la Chiesa deve camminare, perché la Chiesa deve rapportarsi al Signore. Perciò a sentire lo stesso Spirito, stare saldi, fortificati e radicati nello stesso modo di pensare e di camminare. E é interessante che questa parola fermi, stare saldi e non instabili, è collegata com o texto di Efesini capitolo 6, 11 e 13. 11 e 13, dice così, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Versetto 13. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere, stare saldi, fermi, resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Perciò Paulo desiderava questa chiesa di Filippi che poteva resistere, stare fermi in questo principio di Evangelho e allo stesso tempo avanzare. Perché la Chiesa non può stare ferma, la Chiesa deve crescere, non può essere passiva, la Chiesa deve avanzare e distruggere le opere del nemico, la Chiesa deve andare a rubare nelle porte dell'Hades, quelle persone deve invadere, la Chiesa non può essere passiva, deve essere attiva, proattiva nel combattimento e distruggere tutte le azioni del nemico. Perciò noi dobbiamo resistere e mantenere questa unità di popolo. Hoje uma coisa que me preocupa que tanta volta dentro da Chiesa entramos em um modo confortável e tanta ideologia são entrate dentro da Chiesa e que coisa fala a Chiesa de Dio? Si spezza, si divide, perché la Chiesa non è stata ferma, non ha imparato a resistere e non ha imparato a stare unita. Tu conosci qualcuno che si è allontanato dalla Chiesa per qualche ideologia del mondo? Tu conosci qualcuno che comincia a inserire l'ideologia del mondo come più importante che la parola del Signore? E quante divisioni succedono dentro di una Chiesa per le cose banali e le cose del mondo? E Paulo está dizendo, um comportamento degno do Evangelho é estar fermo em um solo espírito. La Chiesa dará la testemunhança de Cristo quando é salda, é ferma, é sicura em uma unità. Perciò noi dobbiamo imparare che noi dobbiamo a vivere con un solo spirito, non con la mia mentalità. Ah, ma io penso diverso. Io mi allontano. Questo non è biblico. O texto bíblico diz, eu sono fermo in un solo spirito. E è questo il comportamento degno del Vangelo, per combattere. Perciò la preghiera di Gesù in Giovanni 17, abbiamo iniziato il culto con questo testo. Qual era la preghiera di Gesù? Potete stare uniti. Noi dobbiamo essere uniti come un solo corpo. Noi dobbiamo essere uniti come un solo corpo. E já é una preghiera di Gesù per andare nel mondo e per combattere e resistere nel mondo. Eu não te tolgo del mondo. Mas tu sarai santificato e purificato e sarai saldo com a parola do Signore. Nós saremo in un mondo per predicare questo Evangelho e combattere. Un nemico viene nella nostra chiesa per fare che cosa? Togliere l'animo. Quanti credenti hanno perso l'animo? Perché hanno permesso che un nemico entrasse nella sua vita con l'ideologia dei valori e dei concetti che non sono cristiani e hanno tolto questa gioia. Toglie l'entusiasmo di stare insieme. Toglie l'entusiasmo di camminare e difendere l'Evangelho assieme. É questa trappola, questo inganno di un nemico. E tante volte noi pensiamo che il nemico viene in modo cattivo, bruto. Calma. Cominci a lanciare le piccole cose che sembrano vere e sono inganno. E mi fa
cadere nella vita spirituale con Cristo. E quell'entusiasmo, quella gioia si perde. Un cristiano che ha perso la gioia nel Signore è perché il nemico è riuscito a convincerlo. Eu não posso mai perdere questo entusiasmo di predicare, di soffrire per Cristo e estar insieme com a Chiesa. Eu não posso vacilare com questa unità. Que quando eu me allontano della Chiesa, eu muoio espiritualmente. Não existe um cristiano saldo fora della Chiesa. La Chiesa è l'organizzazione divina e spirituale che ti unisce per stare uno assieme all'altro. Eu já raccontato a voi qualche domenica fa, perché o nemico è paragonato come un leone che gira intorno a noi? Perché? O leone è l'animale più forte? È un animale più veloce? No. Ma lui comincia a girare intorno alla Chiesa, a inserire delle piccole frasi, delle piccole cose per togliere l'animo e togliere la unità. E quando un piccolo animale esce di quello gregge, perché è successo qualcosa, e quello gregge che era unito, o leone non poteva entrare, ma quando esce quell'animale, è lì che sarà una preda, è lì che sarà la morte. Quando una persona esce dalla vita della Chiesa, ha perso il senso do comportamento degno dell'Evangelo e non è stato fermo in un solo spirito e si diventa adesso un cibo per il nemico. Paulo estava dizendo um comportamento degno do Evangelho per restare, per essere fermi in un solo spirito. E è lì che la Chiesa può combattere. Da solo noi non ce la facciamo. Abbiamo bisogno degli altri. Perciò che noi combattiamo, e qua vem o segundo princípio do comportamento degno do Evangelho, combatendo insieme com medesimo ânimo, per la fede do Evangelho. Eu estou combatendo por qual princípio? La fede do Evangelho. E eu combato per quale motivo, quale ragione? La fede do Evangelho. Não existe lá outro valore. Quanta energia nós sprechiamo combatendo per valori fuori della fede. Quanta energia nós viviamo per combattere con le cose fuori della fede, fuori del Vangelo. Noi sprechiamo la nostra energia, noi sprechiamo i nostri valori per le cose che non hanno valore eterno. E Paulo está te ensinando, o qual Cristo te ha insegnato anche, che noi dobbiamo combattere per i valori che sono eterni e non per i valori di questo mondo. La Chiesa deve stare salda in un solo spirito, combattendo insieme per un valore eterno, per le cose che sono eterne. Se tu cominci a trovar-se combattendo per le cose che finiranno in questo mondo, tu sei caduto in una trappola. Eu devo combattere per le cose che sono eterne. Combattiamo per valori che non cambieranno mai. Sono i valori eterni. E è per questo che la Chiesa deve combattere e lottare. Gesù è l'unico che cambia una vita. Non sono gli altri valori, non sono gli altri concetti, non sono le altre persone. È Gesù che cambia una storia. Chi cambiò la tua vita? Chi cambiò la mia storia? Gesù. Chi ha fatto una trasformazione nella mia vita? Gesù. Come ho raccontato a voi quando mi sono trovato con quei miei amici dopo 50 anni. E quando eu ho visto lì la loro vita e ho visto la mia, eu pensavo, solo Gesù per fare quello che io ho fatto nella mia vita e di essere quello che io sono. È per questo Gesù che io devo diffondere, parlare, inserire nella mente delle persone, inserire di parlare e lasciare che lo Spirito Santo trasformi le persone. È solo Gesù. Perciò è questo il grande combattimento della nostra vita. Paulo usa a Timóteo questo consiglio molto importante, 2 Timóteo 4,7. Ho combattuto che cosa? E questa parola è preziosa. Ho combattuto il buon combattimento. Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa, ho conservato la fede. La Chiesa unita in un solo spirito, ferma in un solo spirito, combate il buon combattimento. È questo valore degno del Vangelo. È questo valore che la Chiesa deve avere. Con la presenza di Paolo, con l'assenza di Paolo, Paolo voleva sapere che la Chiesa agape potesse
combattere per un solo valore, che sono il valore eterno, che è la fede in Cristo. Quello che unisce un popolo è combattere com o Evangelho che è Cristo e combattere contra um solo inimigo. Quando nós perdemos l'obiettivo della nostra vita, noi perdiamo o combattimento. Perciò che abbiamo tanti fratelli fragili, tanti fratelli deboli, tanti fratelli oggi che non combattono più perché hanno cominciato a combattere per un altro principio e si sono persi. Perciò che la Chiesa, quando eu comincio a ascoltare questa notizia, eu comincio a pensare come noi siamo fragili, come noi siamo pigri, come noi Chiesa oggi sta se accomodando. E noi dobbiamo passare e vivere per una persecuzione, per darci una scossa e per vivere questo combattimento del Vangelo. Stiamo vivendo una Chiesa senza croce, una Chiesa molto leggera, la Chiesa senza pagare il prezzo di vedere tanti fratelli morendo per una fede. Quanti fratelli stanno morendo per una fede? E noi? Incrociando le braccia, pensando nei nostri valori, difendendo i nostri concetti, e abbiamo perso la grinta di combattere per un solo messaggio, che è la fede in Cristo. Perciò la nostra Chiesa non è un luogo di amicizia solo, non è solo un luogo di benessere. Noi stiamo perdendo il senso di soffrire per Cristo. Quando mi preoccupo com la Chiesa è quando noi diventiamo la nostra Chiesa un luogo di amicizia, un ghetto di persone con la stessa identità umana. La Chiesa non è questo. La Chiesa è un luogo dove c'è lo Spirito Santo, la presenza di Dio, dove la Chiesa combatte per un Evangelho. È questa la Chiesa di Dio. E è questa la Chiesa ferma in un solo principio, in un solo Spirito, che combatte per la fede in Cristo. Terzo punto, e qua viene una frase molto interessante. Paolo dice, per nulla spaventati dagli avversari. Gli avversari sono terribili, sono forti. Ma che cosa Paolo sta dicendo? Non spaventatevi, non avere paura. C'è qualcuno che ha paura del nemico qua? 2 domeniche fa abbiamo parlato se qualcuno c'ha paura della morte, no? C'è qualcuno che ha paura del nemico qua? No. Non spaventatevi dall'avversario. Tante volte la gente ha paura del nemico, ha paura di soffrire, ha paura della solitudine per la causa di Cristo. No. Non spaventate dell'avversario, perché quello che è con noi è molto più grande. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Interessante che Paolo usa la parola per dimostrare che gli avversari saranno pericolosi. Gli avversari ci sono, ma non spaventatevi. Non perdere l'animo, non avere paura dell'avversario. È per combattere, è per combattere. Gli avversari sono forti, ma quanto è importante stare assieme come Chiesa e popolo. È lì che c'è l'unità, è lì che c'è la vittoria. Che cosa la Chiesa fa martedì mattina, lunedì sera e giovedì sera? Che cosa questa Chiesa fa? Preghiera. Perché tu non stai partecipando a un incontro di preghiera lunedì sera, giovedì sera? E gli uomini martedì mattina? Adesso gli uomini andranno a leggendaria, no? Ma vorrei vedere questi uomini che salgono le montanhe e scendono pregando. E perché gli uomini non stanno pregando qua sabato, martedì alle 6 del mattino? È qui che noi vogliamo combattere spiritualmente. È qui. È qui, non dico qui Chiesa, è in questo mondo. È questa unità che io non mi spavento del nemico. Io sono adesso unito e fortificato per combattere, senza spaventarmi. L'avversario vuole distruggere quello che Dio sogna, che è l'unità. Dio sta sognando, ha desiderato l'unità. È l'unità che noi possiamo combattere. L'avversario viene per seminare e distruggere. O consiglio che Paulo dà è questo: non avere paura, non perdere l'animo e non desistere. Não desistere, continuiamo a combattere. Nós siamo la squadra con la vittoria in Cristo Gesù. Quando gli avversari arrivano e verranno per togliere lo stimolo, è lì che ci uniamo e continuiamo assieme. È lì che tu prendi il fratello che è debole. Cari, andiamo assieme, prendi qua in mano e camminiamo assieme. E non desistiamo di questa opera che il Signore ti dà. O Signore ti ha dato questa sfida di combattere. Nós dobbiamo sapere e avere o discernimento di vedere
come dobbiamo combattere assieme, ma non abbandonare un fratello per strada e non lasciare nessuno indietro. È assieme che si vince. É questa unità que Paulo está dizendo. Se volete camminare in modo degno do Evangelho, siate fermi um solo espírito. Cominciate a combattere assieme e não spaventatevi dell'avversario, perché ci saranno. Ma è un modo degno do Evangelho, é questa unità di popolo di chiesa. E número 4, e adesso viene o ponto che è la parola che tante volte noi non vogliamo ascoltare. Que perché vi è stato concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire. 2 Timoteo 3,12. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno? L'altro? Non c'è? Non è arrivato? Tutti quelli che vogliono vivere piamente con Cristo saranno perseguitati. Perseguizione è promessa, soffrire per Cristo è promessa. Perciò Paolo sta parlando per vivere in modo degno del Vangelo. Questa unità è fondamentale perché la sofferenza e la persecuzione arriveranno. E chi mi darà consolo e conforto e appoggio sono i miei fratelli. Perciò quanto più existe una posizione con Cristo, più forte sarà l'opposizione e la sofferenza. Eri in una riunione, stavamo parlando con la nostra preoccupazione oggi, abbiamo un bellissimo gruppo di giovani qua, ma purtroppo i nostri giovani hanno deciso di venire soltanto in chiesa quando? Sabato, no? Domenica dove sono i nostri giovani? C'è qualcuno qua, ma la maggioranza a casa, riposando, dormendo. E abbiamo parlato nell'incontro, no? La nostra preoccupazione non è solo con i giovani, ma è per i genitori. Perché se dentro della tua casa, genitori, porta i tuoi figli in chiesa. Le decisioni non sono dei figli, è dei genitori. Quando i genitori non hanno più forza per portare i figli in chiesa, mi preoccupa. Mi preoccupa questo. Perché a decisione è dei genitori, perché i nostri figli devono imparare a crescere, soffrire anche nella causa di Cristo e sapere il senso della persecuzione, anche na domenica. Nós stiamo vivendo questa leggerezza do Evangelho che noi non possiamo camminare. Noi dobbiamo sapere che dobbiamo stare vicino a Cristo, fortificato a Cristo e soffrire con Cristo e essere perseguitato con Cristo e sentire che questo è un privilegio. E sentire che questa è una benedizione, e sentire che questo fa parte della storia di un cristiano. O comportamento degno do Evangelho è soffrire con Cristo e non abbandonare questo messaggio. O comportamento degno di un cristiano è sapere che la persecuzione viene e noi non siamo dei codardi, ma dei coraggiosi che affrontiamo. Noi dobbiamo sapere che quanto più vicino a Cristo i dolori sono più forti. È dentro di casa, in famiglia, è nel lavoro, sono vicino di casa, ma io non abbandono questa fede. E la Chiesa unita fortifica uno agli altri. È questa nostra camminata. E l'ultimo punto che Paolo dice di camminare, di avere un modo degno dell'Evangelho, sta nel versetto 30. Dice, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere, e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Qual è il quinto punto? Essere esempio. Paulo estava sofrendo per una causa, estava insegnando a questa causa. Se io vorrei vedere una chiesa che viva un modo degno dell'Evangelho, io devo essere esempio. Se io non sono un esempio di unità, un esempio di coraggio, un esempio di preghiera, un esempio di parola del Signore, un esempio di vita, come che eu posso exigere dei miei fratelli intorno a me questo stile di vita? Paulo sta dicendo qua, quello che avete visto in me, fate. Io sono l'esempio. E la Chiesa qua deve imparare. Noi dobbiamo essere esempio. Genitori, tu devi essere un esempio per i tuoi figli. Noi dobbiamo essere esempi per i figli. Hoje nós estamos perdendo a segunda gerazione perché i genitori non stanno vivendo come Cristo deve vivere. E noi non possiamo perdere questa causa di Cristo. Noi dobbiamo imparare a morire per la causa di Cristo e essere come esempio.
Paolo está dicendo, mi avete visto? Adesso fate. Perciò io sono un modello. È forte questa parola. Non è arroganza, superbia. Io sono un modello di un modo degno del Vangelo. Io sono un esempio che voi dovete vedere. E noi dobbiamo imparare a fare vedere la Chiesa. Io sono un esempio. Eu sempre dico, la mia preghiera per con me, com Astra, é quella. Se io non sono un esempio per questa Chiesa, ciao Chiesa. Eu devo andare via. Perché se um pastor não é um exemplo de unità, um exemplo de sofferenza, um exemplo de dolore, um exemplo de pronto a morire per una causa, ciao! E se nós qua come líderes não siamo um exemplo per gli altri, ciao! Perché la gente vuole vedere Cristo tramite la nostra vita. Le persone vogliono vedere Cristo tramite la tua vita. Loro vogliono vedere la sofferenza di Cristo tramite il tuo soffrire. Loro vogliono vedere la persecuzione di Cristo tramite quello che tu sei perseguitato. Tu devi essere un esempio per i tuoi figli, per la futura generazione. Perciò quello che avete visto in me, fate, ma devi vedere in me. Io devo essere un esempio. E il giorno che questa Chiesa non vede questo pastore come esempio, la Chiesa deve dire ciao. Eu não estou falando de passo moral e ético. Estou falando de um comportamento degno do Evangelho de Cristo. Porque nós dobbiamo avere um comportamento degno do Evangelho de Cristo, de imparare a soffrire, de imparare a ser perseguitati e de combattere per mantenere l'unità di un solo corpo. É questo comportamento. Paulo foi um exemplo que cambiou a história. E adesso chi cambierà la storia? Sei tu. Sono io. Paulo foi um exemplo que cambiou na história. Adesso é con noi per cambiare la storia. E cambiare la storia della futura generazione, della nostra famiglia, dei nostri amici, di Treviso, di Italia, del Veneto. Sei tu. Sono io l'esempio davanti a questa gente. E questo comportamento degno do Evangelho che cambierà questa nazione. Noi dobbiamo essere questo esempio. E non è arroganza e prepotenza. É veramente vivere in modo degno del Vangelo, a vivere Cristo Gesù in modo vivo, presente, visibile. O nosso exemplo porterà la gente a amare Cristo. O nosso exemplo fará com que gli altri ameranno Cristo. É o nosso exemplo de vita. Non solo le parole, ma con la nostra vita. Anche con le parole, ma con la nostra vita. Predicate il Vangelo e vivete o Evangelho come o Evangelho è, in modo degno do Evangelho. Perciò noi finiamo il capitolo 1 di Filippesi oggi, collegato l'importanza di essere un esempio di un nuovo messaggio che Cristo ci insegna, che è tutto nuovo. Perciò muore il mio modo di pensare. Adesso è un modello di Cristo. E è questo un pensare di Cristo, la giustizia di Cristo, è che trasformerà questa generazione e questa Italia e questo Veneto. Tu devi essere questo grande esempio. Amém? Pensa nella tua vita. Abbiamo vissuto 2 messaggi oggi. Persecuzione, quello che noi stiamo vivendo oggi molto confortevole, ma dobbiamo fare parte di questa storia, ma anche di essere un esempio, di soffrire per Cristo, essere un modello, un esempio. Mantenere unità di corpo. Tu combatti per questa unità di un corpo? Le tue parole sono per edificare questo corpo? Il tuo comportamento è degno di Cristo? È degno do Evangelho? Essere saldo? Resistere? Una fede in Cristo? Combattere per questa fede? Come sta la tua vita oggi? Avere una vita buona, morale, tante persone hanno, e senza Cristo. Ma avere un stile di questo è solo per quelli che amano Cristo.
Nosso Padre, o messaggio do Evangelho é completamente novo. È una ricchezza per noi. Io prego per questa Chiesa, per me, che ciascuno di noi possiamo essere questo esempio, questo modello. Un cristiano saldo, forte, che resiste, che combatte il buon combattimento. Un cristiano che è pronto a morire per una causa. Un cristiano che non negozia, Padre, i valori fondamentali di una fede. Che questa Chiesa, Padre, possa essere piena di uomini, delle donne, dei giovani, adolescenti e bambini che ti amano. Con una dimostrazione di vita d'amore per una causa eterna. Nel nome di Gesù, Padre, fortifica e unisci un solo corpo. Amen, Signore. Amen. Può dare un abbraccio a tuo fratello, a tua sorella e una parola di sfida. Io vorrei vedere in te un esempio di Cristo. O tu possa dire per tuo fratello e tua sorella: io voglio manifestare un Cristo visibile. Un Cristo visibile. Io vorrei essere così. Che sia questa la nostra storia. Amen, Chiesa? Facciamo un momento di offerta adesso? Sì? Va bene. Già siete venuti qua? Ok. Cantiamo, offriamo. Cari, offerta è una delle cose più belle della vita. Decima è una ricchezza della vita. Io sono molto chiaro e sincero. Io non riesco a capire un cristiano che è tirchio. Dio ci ha dato tutto. Tutto. Adesso è un momento di versare, di fare un'offerta delle decima, perché io mi fido di questo Gesù. E noi vogliamo anche aiutare questa opera. Mi ricordo nella storia di questa chiesa, ogni mese inviava un'offerta mensile a porta aperta. Ci siamo fermati, dobbiamo riprendere. E la chiesa deve essere generosa. George, come si fa in Africa? La gente ballava e danzava per fare le offerte, no? Perché non facciamo questo qua? Possiamo stare in piedi e possiamo fare questo con gioia, con allegria, con un'offerta realmente, con una danza, con ballo, perché Dio desidera questa gioia. Facciamo questo con il Signore. Ok, già ho visto uno lì che sta ballando, ma deve portare, ok? 3, 2, 1, cantiamo e offriamo al Signore. Signor, voglio vedere
preghiamo. Grazie Padre per quanto ci hai voluto donare oggi, Signore, questo cibo spirituale, questo incoraggiamento. Grazie per le offerte che abbiamo oggi e che vogliamo donarti, Signore, perché tu possa farle fruttare veramente per la tua opera. Benedici ognuno di noi, Padre, perché possiamo veramente crescere nella fede ed esserti dei fedeli testimoni come tu vuoi. Serviti di noi, Signore, con i doni che abbiamo e che possiamo veramente portarti ovunque noi possiamo andare. Grazie, Padre. Te lo chiediamo nel nome santo di Cristo Gesù. Amen. Amen, Gesù. Potete sedervi. Ok, il culto non è finito. Vogliamo adesso vivere un congedo qua, no? La Chiesa piange perché Alessia sta andando via. La Chiesa sorride perché Emanuele sta andando via. Ok, venite qua. Samuel è stato un esempio, come abbiamo predicato, vieni qua insieme, Samuel. Loro stanno partendo, andando in Inghilterra. Questa settimana, no? Venerdì? Giovedì? Ok. Saranno lì per 2-3 anni. E è stato molto prezioso questo periodo insieme a loro. Hanno conosciuto Gesù qui, sono convertiti e adesso la Chiesa sta inviando. Questo è un momento che per noi c'è lo stesso momento di tristezza, ma allo stesso tempo di gioia, perché noi stiamo dicendo ciao, stiamo inviando. E questo significa che noi staremo continuando a prendere cura di loro. Staremo pregando con voi, staremo scrivendo a voi, e un giorno andrà tutta la Chiesa a fare una visita a casa vostra, ok? Così staremo sempre assieme a voi. Perciò non è un congedo, è come si dice, stiamo inviando. E che possiamo continuare a camminare questa storia insieme. Grazie per questo periodo. Volete dire qualche parola? Sì? Ok, buongiorno Chiesa. E vi voglio intanto ringraziare a nome mio, a nome di Alessia, per questo saluto, per le preghiere che ci farete. Volevo prendere 2 parole perché so che alcuni di voi qua dentro sono qui da 25 anni in questa chiesa, come il pastore, sei vecchio. E ieri ho fatto la battuta, ma non so se hai guardato la live, ora te lo posso dire in diretta. E io sono in questa chiesa da 7 anni ormai, che per alcuni di voi saranno pochi, per me sono tanti. E abbiamo avuto tante cose che sono accadute in questa chiesa, tante cose meravigliose, tante cose molto tristi. Ho conosciuto tantissime persone, alcune di quelle che ho conosciuto non sono più in questa chiesa, ma abbiamo ricevuto tantissimo amore dalle persone qui presenti, da altre persone, e vi voglio ringraziare di cuore per questo. Il Signore ha fatto tantissimo in me, nella vita di Alessia, nella vita di questa chiesa. Ho visto il Signore trasformare vite tutto attorno a me. Ho visto miracoli avvenire in cui non credevo, vite raddrizzarsi che non pensavo potessero raddrizzarsi. Ho ricevuto grande amore da persone che mai avrei immaginato, e quindi oltre a ringraziarvi, il mio invito è: mettetevi a disposizione per l'opera, tutti, perché io non ho avuto meriti speciali, nessuno di noi ha meriti speciali, non ho avuto talenti eccezionali, mi sono semplicemente messo a disposizione, mi hanno detto c'è bisogno di questo, questo e questo, e ho detto ok, ho preso delle responsabilità che ho dovuto lasciare, ci sono altre che ho continuato, ci sono stati vari momenti di interruzione, il pastore si ricorderà di un periodo piuttosto delicato che ho avuto, ma il mio invito è proprio questo: l'opera è del Signore e quindi non importa quanto puoi sbagliare, quanto male puoi fare l'opera, la sta comunque facendo il Signore. E quindi il mio invito, prima di partire, prima di andare insieme ad Alessia, è: mettetevi a disposizione, pregate per questa Chiesa, condividete il Vangelo e servite, mettetevi a disposizione. Non avete idea di quanto bene potete fare alla persona che è accanto a voi, che è dall'altra parte della Chiesa, e non lo scoprirete se non vi farete avanti. Quindi non siate timidi e mettetevi a disposizione, servite le persone, grandi, piccini.
c'è tanto da fare in questa chiesa e il Signore vuole usare ciascuno di noi. Quindi noi andremo in Inghilterra, andremo a servire chissà dove, chissà chi, ma l'idea è sempre la stessa. L'opera è del Signore e per sua grazia noi faremo quello che ci comanderà. Grazie a tutti e grazie per le vostre preghiere. Siete sempre nelle nostre preghiere e uno alla volta vi possiamo ospitare. Amém. Possiamo stare in piedi? Possiamo pregare in questo momento e ringraziare Samuel, la preghiera è tua. Samuel è stato il responsabile di portare questa coppia. È stato un Cristo vivo. Una benedizione che il Signore mi ha dato e che dà a tutti noi. Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, in questo momento per la vita di questa giovane coppia che hai messo all'interno della nostra Chiesa. Ti ringraziamo per la vita di Emanuele, per la vita di Alessia, per tutto quello che hanno compiuto qui dentro, per tutto quello che faranno poi in futuro, dovunque tu li porterai. Ti chiediamo come Chiesa, come famiglia, Padre, che tu li possa benedire, che tu li possa accompagnare, che tu li possa proteggere, dare la saggezza necessaria per percorrere questi nuovi sentieri. E ti chiediamo, Padre, che tu possa sempre farti sentire nel loro cuore, non farli sentire mai soli, nonostante la distanza. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedirli grandemente, sia nel lavoro che faranno, sia nelle chiese in cui serviranno. E ti chiediamo tutto questo nel nome del tuo amato Figlio, non perché ce lo meritiamo, ma sempre solo attraverso la tua infinita grazia. Nel nome di Gesù, amen. Amen, Signore. Amen. Ok. Dio benedica. Grazie, Pastore. Grazie. Dio usando le vostre vite assieme. Amen. Ok? Loro saranno sulla porta, adesso potete dare un abbraccio e già prendere il loro indirizzo, ok? Che loro non hanno. Grazie. Grazie. Potete accomodarvi? Sono gli avvisi veloci qua? Ok? Non dimenticare. Quali sono gli avvisi? Gabriela. Ok? Campeggio dei giovani adolescenti? Ok? Già inviato i vostri figli? Solo Pietro che ha inviato la figlia. Decisione dei genitori, non è dei figli, ok? Invia. Ok? Já c'è un bello gruppo ieri, Giulia mi ha detto. Ok, ottimo, avanti. C'è l'altro. Fine agosto c'è il campeggio dei bambini e ottobre degli uomini, ok? Già abbiamo la struttura, ok, per gli ottobre gli uomini, campeggio, ok, ministeri sociali. Per favore, già abbiamo preso un po' di cosa oggi, ma portate ogni domenica. Abbiamo 24 famiglie qua del Villorba che stiamo appoggiando e 24 famiglie non è poco. E così che la Chiesa possa contribuire, aiutare, servire e evangelizzare, ok? È prezioso vedere le testimonianze che sto ascoltando ogni settimana e portate, ok? Che noi possiamo sempre dare a queste famiglie tanto che Dio già ha dato, tanto per noi, ok? E qualcosa potete parlare con i responsabili. Ok, avanti. Finito? Ok, di campeggio ho parlato, vediamo se non c'è qualcosa in più. Ok. Piccoli gruppi, se tu non fai parte di un piccolo gruppo, per favore, parlate con me, ok? Settimana ci troviamo, studiamo la parola e condividiamo. Ok, va bene.